Per la prima volta in Italia un mercato agroalimentare, quello di Padova, uno dei più grandi e più importanti mercati ortofrutticoli del nostro paese, si trasforma in un palcoscenico. Sabato 21 maggio, negli spazi dove di giorno le attività commerciali brulicano, verranno allestiti palco e platea per ospitare una serata teatrale con uno spettacolo dell'artista di fama internazionale Paolo Nanni, La Lettera. Questo progetto fa parte della volontà di potenziare il legame del MAP con la città e di far vivere culturalmente la zona industriale. Di farlo conoscere ai cittadini e di farlo anche usufruire dai cittadini stessi, sia a livello locale, Granze, Camì, cioè chi abbiamo attorno, ma in tutta la città. E dopodiché è nato un rapporto importante con il teatro Top, cioè il Teatro Off Padova, che è dall'altra parte del nostro muro e dove ci sono fantastici ragazzi coordinati da Loris Contarini e Gianni Bozza che ci hanno contaminato anche loro su questo e noi un po' li abbiamo adottati, se posso dirlo, e quindi stiamo immaginando una serie di esperienze da poter costruire all'interno del mercato. Questo appuntamento potrebbe essere il primo di una lunga serie, vista la collaborazione del MAP con Top Teatri Off Padova, che da qualche anno occupano gli spazi adiacenti al mercato della chiesetta di San Clemente, un presidio di cultura che ha attivato anche un progetto di educazione alimentare per le scuole con l'attore che interpreta il professor Mapo. Sabato 21 lo spettacolo La Lettera, che non è stato scelto a caso. Paronani è un grande attore fisico, si dice, un mimo, un clown. Lo spettacolo non ha parole e quindi è adatto ai bambini, gli addetti ai lavori lo adorano e quindi alle famiglie, agli adulti, a tutti, insomma, ed è concettualmente lo spettacolo giusto perché è lo spettacolo che farà arrivare le persone dentro a un luogo che si apre. Questo è uno spettacolo aperto, uno spettacolo virtuosistico molto, 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 molto interessante.